Il taggio è fantastico finché, per fortuna, ci è rivelato Medical Group. Ci speravate sicuramente, ci credevate in questa vittoria? Diciamo che inizio giornata non eravamo proprio convinti, però nel corso del torneo abbiamo maturato la possibilità di farcela oggi. Ecco, qual è stata secondo lei la carta vincente di di questo torneo, diciamo, che vi ha permesso appunto di vincere? Secondo me la carta vincente è che questi ragazzi si allenano assieme 2 volte alla settimana in sabbia e così hanno aumentato il loro timing nella possibilità di giocare bene i palloni e l'aggressività che hanno in difesa nella regolarità del gioco. Nel complesso il livello di questo torneo, guardando anche le altre squadre, come vi è sembrato? Un buon torneo, medio livello, buono, però ci siamo divertiti, è stato l'organizzazione, una buona organizzazione. Il torneo comunque come capacità di gioco delle altre squadre medie. Tu da quanto tempo giochi a rugby? Da quando ero piccolo, da 5 anni, quando avevo 5 anni. Ecco, e col beach rugby da quanto tempo ti sei cimentato? Appena compiuti 18 anni e accettato nella vecchia squadra, ho cominciato a fare beach e quasi quasi lo preferisco a quello normale. Ecco, coach, le differenze tra il classico rugby che si gioca su prato e il beach rugby, a parte ovviamente il terreno di gioco, quali sono? Ovviamente il terreno di gioco è differente, a 15 nel rugby normale si gioca, che ci sono le mischie, quelle 8 persone contro 8 iniziali per dopo sviluppare il gioco. Nel laterale quando la palla va fuori qua è molto più dinamico e devi giocare continuità di gioco, è per questo che ci sono 2 tempi di 5 minuti che sembrano un'eternità, perché giocare 5 minuti sulla sabbia è come un 20 minuti su un campo d'erba. Ecco, come si raggiunge l'affiatamento in breve tempo in tornei come questi? Il terzo tempo è il segreto. Comunque anche l'affiatamento di amici che si conoscono e si trovano a giocare, poi continuano la serata in vari punti, anche a case di amici, in club, e così si trovano a mettere giù una lista a gara e io li porto nei tornei di beach. Le ricordo inizialmente, ve lo volevo dire, che i beach rugby, i Monster Castelfranco sono partiti nel 2003. Quest'anno è il 20° anno di gioco nei campi in sabbia. Complimenti, prossimi obiettivi? Prossimi obiettivi, vediamo, abbiamo altre 2 tappe di beach, una l'8 luglio e una il 15, e poi si possono fare anche andare al master finale, però è distante e ci penseremo. Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group.